Ciao a tutti amici di Matto Scacco, si è realizzato quello che per me era un sogno da sempre, ossia quello di riuscire a realizzare il primo torneo di Matto Scacco dal vivo. Ebbene sì, perché tutti i tornei di Matto Scacco sono stati online, tornei aperti a tutti, tornei riservati solo agli studenti dell'Accademia. Finalmente siamo riusciti, con l'aiuto anche di diverse persone che andrò poi a citare all'interno del video, a realizzare questo sogno, il primo torneo dal vivo, un torneo a tempo rapido, non era né blitz né a tempo lungo, ma era un ottimo modo secondo me per cominciare. Ora voglio farti vedere alcuni spezzoni, il vlog tratto da quella giornata che l'andrò ovviamente a commentare. Io direi che si parte. Ragazzi, siamo partiti, stiamo andando a Milano, dobbiamo preparare le scacchiere e tutto perché oggi ci sarà il primo torneo dal vivo di Matto Scacco. È un torneo amichevole senza variazioni di elo così, ma è per fare esperienza, quindi adesso vi lascio, altrimenti vado a schiantare, ci vediamo dopo. Una volta arrivati a Milano, per fortuna era di domenica, quindi niente ZTL, lì non può entrare, altrimenti 40.000 multe, nulla di tutto ciò, troviamo un parcheggio di fortuna e ci si apre a noi questa fantastica sala che ci ha messo a disposizione il mitico Claudio per questo torneo. Ovviamente devono ancora arrivare i partecipanti, stiamo sistemando in anticipo un po' di roba. Scacchiera 7, scacchiera 8, manca la prima scacchiera, guardate che manca la prima scacchiera, perché in prima scacchiera ci sarà un gioiellino. Chi gioca in prima scacchiera deve assaporare in qualche modo già la vittoria, quindi fra poco vedrete che scacchiera ci mettiamo. Intanto qui c'è zona caffè, zona bottigliette e niente. Claudio, che è il proprietario del posto, è andato a mangiarsi un toast, quindi ora mettiamo tutto per bene e poi ci vediamo dopo. Allestiamo tutto, posizioniamo i libri che sono in vendita per gli iscritti del torneo e le scacchiere. E le stesse scacchiere ovviamente sono in vendita su mattoscacco.com e si chiamano scacchiere Lasker. Lascio qui sotto il link in descrizione. E poi finalmente inizia il torneo. Purtroppo come numero di partecipanti eravamo dispari, potevamo utilizzare la tecnica del bye, ma diciamo a grande richiesta mi sono dovuto unire all'interno del torneo per andare così a numero pari. Sinceramente non avrei voluto giocare perché chi ha organizzato tornei sa bene cosa significhi organizzare un torneo e giocare contemporaneamente. Non si possono fare bene tutte e due le cose. Mi sarebbe piaciuto assistere i eventuali giocatori, fare un pochettino anche da arbitro e riprendere al meglio i giocatori che giocavano, ma per fortuna c'era Ilaria, la mia ragazza, che mi ha dato una mano in tutto ciò e quindi è stato possibile partecipare. Ci siamo, allora siamo in 13, siamo dispari, quindi o a turno uno salta, non giocate in Italia, o devo giocare anch'io. E va bene, allora, farai tu i video. Io volevo venire a rompermi le scatole, intervistarmi. Tu dici subito, Va bene, allora, prima di fare i turni eccetera, come funziona per chi ha appena la sua prima esperienza? Allora, tanto scacchiere in legno, qui ci vuole un applauso. Ok, sono scacchiere pregiate, quindi vi chiedo di avere un po' di tocco senza giocarci troppo coi pezzi. Lì c'è l'orologio, ogni volta che una persona fa una mossa bisogna premere il proprio orologio, quindi se io sono il bianco, cioè non sono tutte uguali le scacchiere, cioè sono tutte uguali ma nel senso che man mano che nel passare delle partite voi andate a un numero di scacchiere inferiore, vuol dire che anche in classifica siete messi meglio, quindi in genere i giocatori più bravi sono sempre in prima e seconda scacchiera, questo per avere anche un po' un'idea già di che posto siete in classifica. Detto ciò, vado. In seconda scacchiera c'è Gaspare contro Roberto, in scacchiera Graziano contro Filippo,
Ragazzi, penultimo turno, la tensione si può toccare con mano. Adesso sono contro il mio acerrimo nemico. Si parte, ci aggiorniamo dopo. La parte immancabile di tutti i tornei di scacchi è poi quando si formano le capannine di persone attorno all'ultima scacchiera che sta ancora giocando, ed è molto interessante perché poi si crea anche l'ansia da prestazione. Oddio, mi stanno guardando tutti. Ah, scusa, non ho visto. Scusa, è finito? Il mio? Scusa. E alla fine dell'ultimo turno arriva ovviamente il momento della premiazione, il momento più atteso, ovviamente essendo così un torneo amatoriale senza troppe pretese, non c'erano coppe o grandi premi in denaro, c'erano dei libri usati di scacchi, ma insomma spero che i partecipanti abbiano apprezzato. Era più un modo per stare insieme e per divertirsi che altro. Di premiare subito il vincitore, dopodiché abbiamo tutti gli altri, e con 5 punti scegli un premio tra questi. Sono libri usati, qui c'è anche il DVD, scegliere uno che ti piace. C'è uno sulla siciliana che secondo me No, la siciliana perché era tiradissima. Bellissimo. va benissimo. Vado per... Bravissimo. Al secondo posto pari punteggio, ma si sa che tornei di scacchi è così, abbiamo Graziano. Vai. E terzo posto, quarto posto, 4 punti, Ciro. Eccoti. Avevo già visto da lontano. I ragazzi che stanno scappando, allora Michele, cosa diciamo? Com'è stata l'esperienza? È stata un'esperienza unica, veramente, grazie, bellissimo giocare su queste scacchiere che non si trovano spesso, e grazie di tutto Cristian. Beh, grazie a voi ragazzi, eccolo il potenziale vincitore, ma che gli hanno rubato qualche partita. No. Ringraziamo Claudio, grazie Claudio. Grazie a voi di essere venuti. Eccolo qui, ha vinto il premio per l'altezza. Grande per il tuo. Esatto. Attenzione Christian. Attenzione. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Alla prossima. Ciao. Che dire ragazzi, è stata una bellissima esperienza, è stato un modo anche per conoscere dal vivo molti di voi. Ringraziamo veramente Claudio per aver messo a disposizione gratuitamente questo posto a Milano, che non è roba da poco, il che significa che è stato semplice da raggiungere per molti. Ringraziamo i partecipanti che hanno deciso di venire in questa prima avventura, che spero sia una delle tante. E ricordo prima di chiudere il video che avete ancora 5 giorni per accedere alla promozione del corso più completo sulla strategia, è in promozione al 40% fino all'8 d'aprile. Anche di questo lascio il link in descrizione. Io vi ringrazio e ci vediamo ovviamente presto sempre qui su Matto Scacco. Ciao!